In arrivo nuove opportunità per gli aspiranti infermieri grazie alla presentazione di un nuovo corso di laurea in infermieristica dell'Università di Padova in collaborazione con la Regione Veneto. A partire dal prossimo anno accademico, l'ULSS Tre Serenissima, che ha fortemente sostenuto l'iniziativa, attiverà il corso a Chioggia, offrendo 50 posti per gli studenti interessati. Noi abbiamo di fronte degli anni critici per quanto riguarda la componente professionale degli infermieri. Oggi con questa iniziativa vogliamo presidiare tutto il territorio in modo tale da offrire questa opportunità, far capire quanto è importante questa professione e dare l'opportunità a chi decide di scegliere questa strada di poterlo fare anche vicino a casa. E noi dobbiamo far sì che con le professioni sanitarie e con le nuove tecnologie riusciamo a dare una risposta puntuale a tutti i bisogni. L'offerta formativa nei corsi di laurea in infermieristica è stata costantemente incrementata negli ultimi anni, passando da 1.200 posti a 1.780 nell'anno in corso. Inoltre il numero degli infermieri dipendenti del Servizio Sanitario Regionale è cresciuto da 22.395 nel 2019 a oltre 24.000 nel 2023. Questa strategia non solo aumenta l'attrattività dei luoghi, ma anche la possibilità di fidelizzare giovani laureati alle strutture sanitarie delle realtà in cui si formano. Per noi avere questa offerta formativa è importantissimo, anche perché va a diminuire appunto il pendolarismo di nostri giovani, meno spese per le famiglie, perché avere un giovane fuori casa costa, e ovviamente avere un potenziale in più nella nostra città. L'annuncio è avvenuto presso la sede dell'Autorità di Sistema Portuale a Venezia, che metterà a disposizione gli spazi del padiglione ASPO Azienda Speciale per il porto di Chioggia, già utilizzati durante l'emergenza Covid e di proprietà del demanio. La collaborazione adesso si amplia con una presenza più stabile che è a beneficio sia dei corsisti che potranno seguire dei corsi direttamente nelle nostre sedi per quanto riguarda personale infermieristico, ma anche corsi per, ed è questo l'elemento principale per quanto ci riguarda, per il personale imbarcato, per i naviganti, e anche convenzioni per tutti coloro che operano all'interno del porto di Chioggia. Quindi è una collaborazione che ci consente di attuare il famoso pilastro, no, della nostra strategia, che è quello del rapporto aprire il porto alla città. L'iniziativa rappresenta quindi un importante passo avanti nell'ambito dell'istruzione e della sanità, offrendo nuove opportunità di studio e lavoro per gli aspiranti professionisti del settore infermieristico.